là, sti omani, Dio buono. Sempre in ritardo, ma se robe da matti, mi non capisco. Sacramento. Oh! Allora, andiamo qua! Dai che andiamo! Guarda che ci sono i carabinieri di nuovo. Dove? Mi piace da morire, amare, lottare, vincere, star male, poi ricominciare, poi ricominciare. Come? Ah! Vertigine dei giganti! Eric, Garde! Federico, Zerba! Davide. È la Cristina! Questo! Come gli dai il manico? Il ruggito della panda! Il ruggito della panda! Loro vengono sempre. Fede sì. Hai due nuovi membri. Dobbiamo fare. È una cosa fallica quella mano. Sì, esatto. Io devo avere le cose falliche tra i capelli. Fallo. Già 4 volte che ti muoviamo. Non è ancora contento con questo. E adesso. Un po' di gin tonic in corpo. Ciao a tutti, nuova puntata di karaoke! Bellissimo! Sai chi siete? Noi siamo tanto impauriti, per cui noi siamo addirittura d'arrivo alla morte. Ma no, ma non preoccuparti. Voi siete Vertigine dei giganti. Vertigine dei giganti. Il motivo di questo nome non c'è. O meglio, c'è, è molto complicato. Rotonda peperone. Questo nome nasce un po' per caso perché dovevamo cambiare nome. Ci siamo trovati con una lista di tipo 1.150.000 nomi. Ne abbiamo scartati tantissimi e ogni volta dicevamo ok, questo nome lo teniamo, fighissimo. Poi la mattina dopo uno si svegliava e diceva ma ragazzi, io nessuno... A me è venuto fuori Vertigine dei giganti perché ci piaceva la parola vertigine come nome, ma come energia davano l'idea di una sensazione figa. Uno svarione. Giganti ci piaceva il suono, giganti, suonava ciccione. Riccardo, spiegaci che cos'è uno simbolo. Lo simbolo sarebbe la pioggia che brucia, una roba del genere, tipo dire una parola però con il contrario, con l'opposto dell'effetto che fa la Questa parola. persona è studiata. La nostra musica può trasmettere vertigini addirittura anche ai giganti. E ci sono state streghe che mi hanno trattenuto al porto, yeah! Io sono Riccardo. Io sono Federico, detto Federico. Tu chi sei? Io sono Marco. Chi è che scrive di voi le canzoni? No! Quanto siete in attività? Guarda qua al centro commerciale. C'è Lando. Mi raccomando, quando che te torni a casa passa da Lando. Noi nasciamo nel 2010 come Free Falling. Precedente formazione, facevamo cover, facevamo canzoni in inglese, abbiamo iniziato a fare canzoni in italiano. E Vertigine dei giganti nasce nel 2012-13, non c'è una data precisa. Poi questo si chiama La fine del mondo. Questo è il nostro primo CD, EPI, che sta per e guarda che figata di progetto. 6 canzoni più un'introduzione molto divertente in cui il nostro Riccardo recita. Diciamo che è un po' vecchiotto questo CD, però ci siamo affezionati. È il nostro primo figlio. Adesso dobbiamo entrare in studio a registrare un CD intero, un CD vero. Ogni volta che devo fare sti video, civis, vigilanza, sbirri, polizia, incidenti, posto di blocco. E la Madonna! Qual è la vostra canzone che vi immedesimate di più? Forse ognuno ne ha una. Che succede Oppure che in base alle esperienze di ogni persona, Sì. ognuno ha i propri, si sente immedesimato in ogni canzone diversa perché non Esatto. tutti siamo diversi. Comunque voi siete presenti su YouTube, Vertigine dei Giganti, Yes. Facebook, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. Così potete ascoltare tutto a gratis. Regaliamo. Agrao, È meglio. Grazie un po' al Cazzacco City Live siamo partiti e abbiamo deciso di andare in studio a registrare, abbiamo cambiato nome, formazione e abbiamo dato il via alle vertigini. Avete portato la balotta? C'è la balotta nera. Lascia tutto! Vai Ricky! Da grandi volevamo essere supereroi. Prendo carici in culo e tu sei come me. Se ci ripenso c'era una volta, ma io ci credo ancora come le paranoie. Tu che me ne frega ancora, che perlomeno il mio rumore spegne l'ignoranza. L'hanno inculato.
inculato. Chi? Lui l'hanno inculato. Poverino. Ma magari gli è anche piaciuto, chi lo sa, glielo chiediamo. Glielo chiediamo, ci mettiamo Dai. a fianco. Aspetta. Aspetta. Non riesco ad accelerare. Vai, tutti giù a pesce, vai. Panda. Vai, tutti a pesce. Pesce! Questa è su YouTube! Questa mi piace un sacco! Ha visto come in questo mondo si può andare a fondo l'onde non le puoi fermare, ma puoi imparare a surfare. Nessuna connessione per tornare a ripartire, solo l'ingegno e il timore, nessun rimpianto, timore. Vai avanti. Karaoke. Benedissimo! Karaoke in banda. Come ti chiami? Io sono Davide. Lui chi sei? Tu chi sei? Sono Eric. Eric! Sono da Cazzago di Pianiga. Cazzago City Slide! Ho vissuto poche favole, ma ne ho raccontate tante. Le principesse da salvare, non ha mai saldato il conto. Bambole mascherate ad avvelenarmi il cuore, che mi hanno insegnato a prender cura del dolore. Ma è tutto a posto, guarda da vicino. Siamo tutti normali, supereroi. Oh, oh, oh. Don't give it up, come on, get on top, yeah. Non porto sul mio viso una maschera per celare a tutti quanti la mia vera identità. Sono caotico come l'universo, identico a te, eppure diverso. A montare tu. Montiamo tutti. Siamo tutti. Accelerati sul sinistro. Vediamo alla prossima puntata. Bellissimo, ragazzi. infatti. Panico, papà. Panico, paura. Oh, com'è? Paura! Eh. Ci vediamo alla prossima puntata del karaoke venetissimo. Questa puntata con la vertigine dei giganti. Rock and roll. Ciao, Fioi. Salve!